datoriali prevede che i lavoratori siciliani esposti al rischio termico dovranno fermarsi dalle 12 alle 16. Un ponte non all'altezza. Le polemiche sul ponte sullo stretto adesso si concentrano sullo spazio a disposizione delle imbarcazioni per attraversarlo. Secondo alcuni esperti è troppo basso per navi da crociera e portacontainer. Ciucci, parametri in linea. Rapina finita nel sangue a Catania, pescivendolo preso a coltellate per l'incasso della giornata. L'uomo ha reagito alla richiesta del rapinatore che ha risposto ferendolo alle spalle e alle braccia. Noto sigilli al resort di lusso, sequestrati 13 milioni a marito e moglie che avevano costruito il Luxury Residence mascherandolo da condominio per incassare il super bonus. Catania ha istituita l'area pedonale in piazza Federico di Svevia. Stop al passaggio delle auto sia di giorno che di notte. Solo la mattina sarà possibile percorrere alcune strade. Il provvedimento entrerà in vigore a breve. L'Etna di Marcella Bella, la cantante catanese torna con un brano dal forte valore simbolico che celebra le sue origini esplosive, come il nostro vulcano. Calcio, il Palermo, che non vince da quasi 2 mesi, prova a ritrovare in ritiro la strada del successo. Domenica con l'Ascoli servono i 3 punti. Il Catania aumenta i carichi di lavoro in vista dei play-off. Buonasera, ben trovati. In apertura una rivoluzione per i lavoratori siciliani. C'è l'accordo tra Regione, sindacati, INPS e INAIL, le associazioni datoriali. Stop al lavoro nelle ore calde. Nell'isola tutti i lavoratori esposti al rischio termico, a tutti i lavoratori sarà vietato svolgere le attività dalle 12 alle 16. Ma sentiamo tutti i dettagli da Manlio Viola. Parte in anticipo il piano anticaldo per la regione siciliana. Nell'isola a tutti i lavoratori esposti a rischio termico sarà vietato svolgere le loro attività dalle 12 alle 16. Questo per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro durante la stagione estiva, che nell'isola è sempre più caratterizzata da alte temperature, spesso superiori a 35 gradi, e umidità che determinano vere e proprie ondate di calore. Sono queste le nuove indicazioni contenute nel testo sullo shock termico, oggi condiviso da governo regionale, sindacati, INPS, INAIL e associazioni datoriali. Queste disposizioni si applicano chiaramente nei giorni in cui le temperature vengono sforate. Il provvedimento riguarda gli esposti a rischio, ovvero coloro che svolgono attività all'aperto come i lavoratori dell'edilizia civile e stradale, ma ci sono anche i lavoratori del comparto agricolo, di quello portuale, di quello marittimo e balneare. Nell'elenco di quest'anno inseriti anche i rider e quelli che svolgono attività fisica rilevante o che sono impegnati sia in ambienti chiusi ma senza ventilazione adeguata. Il protocollo di intesa, dopo l'approvazione, sarà inoltrato a tutti i sindaci dell'isola, che a loro volta dovranno emanare specifiche ordinanze per vietare le attività durante le ore più calde. Parallelamente si aggrava sempre di più la crisi idrica. I guasti alla rete di distribuzione da giorni mettono in ginocchio l'Ennese e il Nisseno, ma a soffrire di più è l'agricoltura. E la Coldiretti oggi a chiedere al governo di affrettarsi nella dichiarazione dello stato di emergenza specifico proprio per il comparto agricolo. Rimaniamo in tema lavoro, perché ci sono 85.000 assunzioni in vista programmate tra aprile e giugno, ma il rischio è che quasi la metà dei posti, il 42,7%, resti vacante perché mancano i candidati idonei nel turismo, nei servizi e nell'edilizia. Secondo una rielaborazione del centro studi di Asso Esercenti, tra i settori in crescita vola il commercio, cresce anche quello dei servizi alla persona, mentre calano a sorpresa il settore turistico, alloggio e ristorazione. Il fenomeno che ancora una volta salta all'occhio è la difficoltà a reperire una forza lavoro qualificata, lo dichiarano 43 imprese su 100. Si apre un nuovo fronte di polemica sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Quello dell'altezza. Sono 2 le tesi a confronto, quella del presidente di Federlogistica Merlo, a cui ha risposto l'AD di Stretto di Messina, Ciucci. Vediamo.
Il franco navigabile del ponte sullo Stretto di Messina è di 72 metri per una larghezza di 600 metri e si riduce a 65 metri solo in presenza di condizioni eccezionali di traffico pesante, stradale e ferroviario, parametri che sono in linea con i ponti esistenti sulle grandi vie di navigazione internazionali. È arrivata a stretto giro la risposta dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci su quello che è diventato il nuovo fronte delle polemiche sul ponte sullo Stretto, l'altezza, il cosiddetto franco navigabile, cioè la possibilità o meno delle più grandi navi da crociera, militari o portacontainer che siano di transitare nello stretto una volta realizzato il ponte. E la risposta al presidente di Federlogistica Luigi Merlo, l'ultimo ad esternare le proprie perplessità, definendo il progetto non chiaro ed evidenziando come negli atti ufficiali non ci siano accenni all'evoluzione del Mediterraneo, per esempio, dove è previsto un innalzamento di 1,90 m. Ci sono navi da crociera alte ormai più di 68 metri, per come è progettato adesso, sotto il ponte sullo Stretto non ci passano, aveva detto il leader di Federlogistica, che aveva stimato un danno di circa 2,5 miliardi di euro l'anno. Ma Ciucci ha risposto anche come la quasi totalità delle navi portacontainer che solca il Mediterraneo lo fa dopo aver attraversato il canale di Suez e quindi dopo essere transitate al di sotto dell'Al Salam Bridge, il cui franco navigabile è inferiore ai 72 metri che saranno disponibili sullo Stretto di Messina, analogo discorso sul Bosforo per le navi dirette al Mar Nero. È caos sullo stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Il possibile ricorso al TAR contro l'assegnazione della fabbrica al gruppo Pelligra ritarderebbe tutte le procedure burocratiche e rischierebbe di far perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Marco Gulla. Ancora nuvoloni, ancora caos sul futuro dei lavoratori ex Bluetech. La notizia di un possibile ricorso della Sciara Holding, concorrente del gruppo Pelligra, aggiudicatario dello stabilimento di Termini Imerese, ha gettato nello sconforto soprattutto i lavoratori. Un possibile ricorso, infatti, farebbe ritardare la vendita dello stabilimento al gruppo Pelligra e rischierebbe di far perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Dopo alcune smentite, in realtà il ricorso c'è. La Sciara Holding ha infatti confermato di aver notificato il ricorso redatto e indirizzato al TAR del Lazio, ma sostiene di non averlo depositato al TAR. Una circostanza che non sorprende, visto che è questa la corretta procedura nei ricorsi amministrativi, il cui avvio avviene proprio con la notifica alle parti. Sul piede di guerra, sindacati e lavoratori. Il ricorso al TAR del Lazio per la cessione dello stabilimento Bluetech e la ricollocazione dei dipendenti diretta dell'indotto può rappresentare un problema serio. Per queste ragioni stiamo chiedendo un confronto immediato con la Regione siciliana, ma anche col Ministero dello Sviluppo Economico. Il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria e questi eventuali ritardi non possono ricadere sulla reindustrializzazione. Per queste ragioni chiediamo la proroga dell'amministrazione straordinaria e che il confronto per la cessione continui, sia con l'assessorato al lavoro, sia con l'assessorato alle attività produttive, sia col Ministero dello Sviluppo Economico. Sbloccati i pagamenti per circa 2 miliardi di euro a favore di imprese. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Renato Schifani dopo la conclusione delle verifiche. Gli uffici possono emettere i mandati di pagamento. Nei giorni scorsi Schifani aveva bacchettato i dirigenti regionali minacciando sanzioni, compresa la revoca dell'incarico. Tentata rapina finita nel sangue in via Caronda a Catania, vittima il titolare di una pescheria che reagisce e viene accoltellato dal malvivente. Il rapinatore è riuscito a fuggire. Emanuela Corsi. Gli hanno dato una coltellata al pescivendolo là per rubargli i soldi, una cosa del genere. A Catania c'è sgomento tra i residenti e i commercianti di via Caronda per una tentata rapina finita nel sangue. Siamo nei pressi della circonvallazione, sono passate da poco le 15 quando un uomo armato di coltello a serramanico con una lama di circa 20 centimetri fa irruzione in questa pescheria in orario di chiusura, minacciando il titolare per farsi consegnare l'incasso della giornata. Il commerciante, un uomo di 53 anni, in quel momento è solo nella bottega. Il suo aiutante si è appena allontanato, come ci racconta ancora sotto shock. Mai è successa una cosa del genere? Questa come una zona tranquilla, più o meno? Non... No, 51 anni che sono qua loro, mai è successa una cosa del genere. È riuscito a portare via l'incasso? No.
Il titolare della Casa del Pesce ha tentato di disarmare il ladro, ma durante la colluttazione è rimasto ferito ad una spalla, alla coscia e al polso. A dare l'allarme è stata una passante che ha visto l'uomo a terra che chiedeva aiuto. Subito è scattato l'intervento di altri esercenti della zona che hanno chiamato il 112. Lui era lucido comunque quando siete arrivati? Nì, stava perdendo un po' i sensi, quindi cercavamo di tamponare un po' le ferite, abbiamo tagliato un po' i vestiti per vedere da dove fossero le ferite. Però abbastanza lucido. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche. Adesso avete paura? Giustamente, diciamo che chiunque, per fortuna siamo in tanti, abbiamo la porta che si chiude col pulsante elettronico, quindi però giustamente a chiusura ti spaventi un po'. Sono in corso indagini dei carabinieri intervenuti sul luogo della tentata rapina. Il resort mascherato da condominio, una maxi truffa allo Stato, è stata scoperta dai finanzieri di Siracusa, sequestrati 13 milioni di euro a una coppia di coniugi che aveva costruito un resort di lusso mascherandolo da condominio per usufruire del super bonus. Francesco Aloi. Un resort di lusso mascherato a condominio. Era il disegno messo in atto da una coppia di coniugi per costruirlo truffando lo Stato. Così hanno usufruito del superbonus 110% senza averne diritto. Ma i finanzieri hanno capito tutto ed hanno sequestrato 13 milioni di euro tra beni immobili e crediti fiscali. Hanno formalmente rispettato le regole, nella sostanza le hanno violate perché il condominio non è mai esistito. Tra il 2020 ed il 2021 la stipula dei contratti di compravendita di un fabbricato in stato di abbandono e di un terreno agricolo, poi la costituzione di 2 condomini e la costruzione degli edifici. Prima dell'acquisto però avevano diviso i 2 fabbricati in 118 appartamenti rispetto ai 4 originari. Tutto questo per uno scopo: per avere 96.000 euro a unità abitativa, arrivando quindi a ottenere un finanziamento a spese dello Stato pari a circa 13 milioni di euro. I 2 imprenditori però si sono dimostrati poco furbi. Che non si trattava di un condominio lo avevano ammesso loro stessi, non ai finanzieri ma ai clienti. Sul web infatti pubblicizzavano il resort di lusso con piscine, wellness e spa. Avevano scelto anche il nome, ex distilleria San Paolo della Croce, ma la struttura di superlusso nella zona di Calamosche a Noto non aprirà più. Il resort di lusso non sarà abbattuto, dopo che sarà intervenuta la confisca definitiva sarà messa all'asta. A Catania è stata approvata la delibera per la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. A darne notizia Trantino, ospite a Telecolor nella trasmissione Appuntamento con il sindaco. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. A Catania, piazza Federico di Svevia sarà area pedonale. Solo la mattina dei giorni feriali sarà possibile percorrere alcune strade adiacenti per consentire l'arrivo alla vicina scuola a docenti e alunni. È ufficiale e ad annunciarlo a Telecolor durante la trasmissione Appuntamento con il sindaco è stato Enrico Trantino. Abbiamo approvato la delibera con cui abbiamo pedonalizzato piazza Federico di Svevia. È stato un parto non sofferto ma comunque lungo, perché ci siamo voluti confrontare con i cittadini, con i residenti, con gli operatori, con le associazioni. È chiaro che poi la politica deve avere anche il coraggio di decidere rispetto a qualcuno che può comprensibilmente manifestare ritrosia in relazione a un progetto che può cambiare tanto nella città. Trantino, a fronte dei timori di chi tuttora è preoccupato per la chiusura alle auto, è più che mai convinto che la pedonalizzazione di piazza di Svevia porterà solo benefici. La città deve seguire una direzione diversa. Se noi proviamo a sostenere il commercio solo con le forze catanesi non ce la faremo mai. Abbiamo bisogno, per aumentare il PIL, di incamerare nuove risorse attraverso i turisti che vengono, e per attrarre i turisti dobbiamo dare il meglio di noi. Quel meraviglioso castello circondato dalle macchine obiettivamente era una bruttura. Il provvedimento non è immediato, ci vorranno ancora alcuni giorni. Tra le anticipazioni date dal sindaco c'è quella che riguarda il Teatro Massimo Bellini. Ho ricevuto 10 minuti fa la notizia dell'approvazione di un finanziamento di 3.200.000 euro da parte del Ministero della Cultura per il rifacimento della facciata del Teatro Massimo Bellini e per la realizzazione di una illuminazione architettonica, quindi un'altra bella notizia.
Rimaniamo a Catania, ma voltiamo pagina perché l'incuria e il degrado al Parco Gioieni continuano e con l'arrivo dell'estate incombe anche il rischio incendi. Tonino De Mana. Il senso di abbandono si vede già all'inizio, indipendentemente da dove si decide di entrare. Da un lato il cartello con la scritta Parco Gioieni completamente ricoperto dai rami degli alberi e dalla rigogliosa fioritura, dall'altro addirittura gettato per terra e subito sorge la domanda: possibile che nessuno vede? È un quesito che ci poniamo anche noi attraversando i disastrati vialetti del secondo parco più importante di Catania dopo Villa Bellini, un polmone verde dalle tante potenzialità ma che purtroppo mostra i segni del tempo con le staccionate in legno ridotte ai minimi termini e con scale e mattonelle distrutte in più punti e mai sistemate, mentre le fontanelle somigliano più a cestine di rifiuti o posacenere. Da queste parti manca l'acqua e l'acqua manca anche nei bagni pubblici che sono off limits da diverso tempo. Il lucchetto che vedete certifica la chiusura con tanto di avvisi. Ma è un abbandono totale praticamente. Non si può... Si viene così, diciamo, però non è bello a vedere. Hanno fatto una struttura nuova per i bambini, però ci sono i bagni inagibili, manca l'acqua, l'ultima volta non si può andare in bagno. Dobbiamo lamentare un po' di mancanze, i bagni sono chiusi, lo stato generale del parco è un po' lasciato così al degrado e questo dispiace veramente da cittadina, da catanese, da utente, anche per i bambini potrebbe essere una grandissima risorsa e quindi lo dico con dispiacere questo. Sindaco, se può fare qualcosa noi saremmo molto molto contenti. A parte qualche intervento di decespugliatura, è elevato il rischio incendi e l'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Si parla tanto di prevenzione, ma ogni anno è identico ai precedenti, con fuoco e fiamme che assediano il Parco Gioieni. Ad Agrigento continuano le iniziative contro la costruzione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi. Davide Sardo. Forze politiche e associazioni ambientaliste mantengono la linea del fronte contro il progetto di installazione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento e dalla casa natale di Luigi Pirandello. Della costruzione dell'opera, sostenuta dal governo Meloni e condivisa anche dal governo regionale, si occupa Enel Nuove Energie. In Italia sono 3 e il loro compito è quello di convertire il gas naturale liquefatto in forma gassosa, permettendone così l'immissione nella rete di distribuzione nazionale e quindi il suo utilizzo per i consumatori finali. Questo è uno degli impianti che sta sotto la cosiddetta Seveso 3, cioè grandi rischi industriali. Quindi un incidente ad un impianto del genere ha gravi conseguenze sull'ambiente e la popolazione, quindi deve essere fatta una valutazione che allo stato attuale, per quello che io conosco, non mi risulta che è stato fatto e che abbia un'autorizzazione ai sensi appunto della Seveso 3. Il Partito Democratico di Agrigento ha organizzato un confronto in città al Circolo Empedocleo per ribadire il no al rigassificatore, privilegiando invece la tutela dei beni culturali e paesaggistici nella zona, oltre che della salute umana e della fauna e flora marine. È pericolosa perché tratta una materia particolarmente infiammabile, si tratta di gas e in caso di incidente potrebbero esserci conseguenze decisamente catastrofiche per il centro abitato che praticamente si trova a poche centinaia di metri dal sito prescelto. Nel frattempo, tuttavia, il progetto è ancora vitale e concreto. L'opera dovrebbe essere in funzione entro il 2028. L'investimento è di circa 1,5 miliardi di euro, compreso il completamento dell'area portuale empedoclina che rientra tra le opere di compensazione per il territorio agrigentino. La musica adesso, Marcella Bella celebra le sue origini nel nuovo brano L'Etna, una canzone che mi somiglia, ha detto l'artista catanese, sono fragile ma se esplodo sono come l'Etna. Desiree Ferlito. Tutti i sogni miei sono qui nei miei occhi che ti parlano. Forte e passionale come l'Etna, che è anche il titolo del nuovo singolo di Marcella Bella, che torna al suo pubblico celebrando le sue origini. La cantante posa in copertina con un abito a sirena rosso fuoco immersa in un mare nero di lava. Non è un fotomontaggio, ci tiene a ribadire l'artista siciliana, che è arrivata sino ai crateri più alti per realizzare questo scatto.
Mi sento l'Etna è l'inciso di questo brano, in cui Marcella Bella si apre e racconta senza filtri le sfumature della sua personalità, identificandosi in un vulcano siciliano. Un vulcano è una parola maschile, però io ho pensato, si chiama Etna, un nome femminile, di conseguenza ha qualcosa in comune con me, con la mia femminilità, con la mia forza caratteriale, con tutte le mie passioni, e l'ho intitolata proprio Etnea, come figlia del vulcano. Se mi tradisci allora divento l'Etna. Il brano, scritto dalla stessa Marcella insieme al fratello Rosario Bella, è disponibile da oggi in radio e in digitale ed è estratto dalla raccolta di inediti Etnea, nel video immancabile la sua Catania. Sono come il vulcano, un tipo siciliano. Marcella si sente particolarmente rappresentata da questo brano. Ho un carattere fragile, ma se esplodo sono come l'Etna. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il Palermo in ritiro per blindare il sesto posto che mai come in questo momento è a rischio. Domenica contro l'Ascoli la formazione di Mignani ha un solo imperativo: vincere. Marco Gullà. In ritiro per ritrovarsi, o forse ritrovare la maestra via. Il Palermo, che nelle ultime 11 giornate ha vinto una sola volta, si chiude in una bolla. A Torretta, nel centro sportivo, la squadra rosanero prepara la prossima delicata e fondamentale partita interna contro l'Ascoli. Come un labirinto senza via d'uscita o un tunnel senza luce all'orizzonte. Il Palermo non sa più vincere, sta collezionando giornata dopo giornata solo record negativi. Ecco che anche il sesto posto, obiettivo minimo del club, è a rischio. La Sampdoria, settima, a 3 punti in meno del Palermo, ha il favore dello scontro diretto, ma anche il Brescia potrebbe insidiare la formazione rosanero, considerando che le rondinelle nel prossimo turno giocheranno in casa contro il Lecco, già retrocesso. Insomma, tutti corrono tranne il Palermo, che invece è fermo. La cura Mignani non funziona, il cambio modulo ha asciugato le potenzialità offensive della squadra, che continua sempre a prendere gol. Occorre ben altro, probabilmente è anche una questione di testa. Il ritiro servirà? Lo scopriremo solo domenica, quando al Barbera arriverà l'Ascoli a caccia di punti salvezza. Il Catania intanto continua a lavorare al Cibalino per i play-off, aumentati i carichi di lavoro per arrivare al meglio alla prima partita del 14 maggio. Marco Carli. Una mini preparazione, così sta lavorando il Catania in vista dei playoff. Dalla fine della stagione regolare, il 27 aprile, alla data di inizio degli spareggi promozione per i rossazzurri il 14 maggio, corrono in totale 17 giorni, 15 considerando che il Catania ha ripreso ad allenarsi martedì. Ovviamente non si può paragonare questo lasso di tempo ad una preparazione estiva, ma alcune caratteristiche sono simili. Gli etnei nei primi allenamenti settimanali hanno aumentato i carichi di lavoro per prepararsi all'appendice del campionato con gare ogni 3-4 giorni. Il primo turno della fase iniziale si gioca con andata il 14 in trasferta e il ritorno il 18 al Massimino, per fare un esempio, ma già dalla prima fase dedicata ai gironi, a cui il Catania non parteciperà in virtù della conquista della Coppa Italia, si corre con gare uniche, è vero, ma a ritmi veloci. Chi andrà avanti il 7 giocherà nuovamente l'11. Ecco perché si lavora sulla parte atletica e su quella prestazionale. La tattica c'è ovviamente, ma adesso non è primaria. 2 settimane non bastano per rimettere tutti sullo stesso binario. Teio e Sturaro, per esempio, potrebbero rappresentare delle alternative nelle prime gare, ma molto difficilmente partiranno dall'inizio. Ci sono poi un gruppo di giocatori e un sistema di gioco collaudati. A questi, con ogni probabilità, Zeoli si affiderà in prima battuta. Formazioni e interpreti simili o uguali alle ultime di campionato, presto per dirlo, ma l'ipotesi potrebbe non essere tanto lontana dal vero. E adesso una notizia che riguarda il Catania, perché Salvino Sinatra è il nuovo direttore marketing e sales del Catania. Lo ha ufficializzato la società Rossazzurra in serata. Sono fiero di aver ricevuto questo prestigioso incarico, le prime parole di Sinatra. Il Catania lavora ogni giorno anche per il futuro, ha sottolineato il vicepresidente degli Etnei Vincenzo Grella. Restiamo in Serie C. Anche il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del
del Taranto ed ha confermato la penalizzazione di 4 punti inflitta al club rossoblù, che resta quinto in classifica e dovrà disputare il primo turno dei playoff contro il Latina martedì 7 maggio allo stadio Iacovene. Bene, con questa notizia noi ci fermiamo qui, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.